Il mio antifurto non vede i gatti e il tuo? Ciao, sono Davide Marcomini e nella vita faccio l'installatore di sistemi di sicurezza. Sono anche l'ideatore, fondatore del portale Top Security Advisor e autore della guida antifurbo. Nel canale aiuto l'utilizzatore a districarsi nel mondo dei sistemi di sicurezza. Nel video di oggi vorrei parlare ancora una volta di rilevatori PET immune, ovvero in grado di discriminare i piccoli animali domestici, i nostri amici a quattro zampe. Perché torno sull'argomento? Perché la signora presso la quale stavamo lavorando la settimana scorsa mi ha fatto presente che la vicina di casa gli ha detto: il mio antifurto non vede i gatti, non scatta in presenza dei gatti. Andiamo a vedere di che cosa stiamo parlando e quanto può essere veritiera questa affermazione. Innanzitutto stiamo parlando di che cosa? Stiamo parlando di rilevatori simili a questo è un rilevatore esterno, ma attenzione, non parlo di marche e di modello, parliamo di rilevatori che abbiano queste stesse caratteristiche e ce ne sono tantissimi. Questo è un rilevatore PET immune perché è costruito in modo tale da non fare scattare l'allarme in presenza di un animale domestico di piccole dimensioni. Quanto è veritiera questa affermazione? È veritiera solo ed esclusivamente nella misura in cui il mio animale rimane per terra. Perché se il mio micio, il mio gatto, ma anche il mio cagnolino, se dovessi avere un cagnolino particolarmente estroso, inizia a saltare e perché magari c'è il tavolino da giardino, il tavolo da tè nel giardino, questo mi può far scattare l'allarme. Perché? Perché questo rilevatore notoriamente è installato ad un'altezza di circa 1 metro dal pavimento, dalla pavimentazione. Se il micio mi sale sul tavolino da tè, che sarà più o meno 80-90 centimetri, è il micio che si porta all'altezza del rilevatore e quindi mi fa scattare l'allarme. Come giusto che sia, attenzione, come giusto che sia, perché è il comportamento corretto. Se ad esempio il cliente mi fa la legnaia nei pressi di uno di questi rilevatori e ci sale sopra il micio, il cagnolino, il micio in particolar modo perché amano arrampicarsi, no? E quindi è normale che facciano scattare l'allarme. È il cliente, è l'utente, l'utilizzatore, chi gestisce quell'impianto a doversi preoccupare di tutti questi piccoli accorgimenti. Non mettere il tavolino, non fare la catasta di legna o banalmente in casa, se abbiamo il sensore PET immune, perché esistono anche da interno, se abbiamo un gatto e questo sale sul divano, quella zona è protetta da un rilevatore PET immune, stiamo pur certi che quel micio mi farà scattare l'allarme. Quindi rilevatori PET immune sì, ma attenzione perché non sono immuni sempre e comunque, sono immuni se il nostro animale domestico rimarrà per terra e quindi sul pavimento. Qualsiasi altra situazione, qualsiasi altra condizione, qualsiasi altro comportamento del nostro amico a quattro zampe potrebbe essere un potenziale allarme. Ricordo benissimo a casa di un amico, di un cliente presso il quale abbiamo installato uno di questi rilevatori fuori dalla porta, poiché era installato su un muro che separava la villetta di questo amico dalla villetta successiva. Il micio del vicino ha capito che
saltando sopra il nostro rilevatore poteva saltare benissimo al di là del muro, e quindi ogni volta che saltava sul rilevatore faceva scattare l'allarme, perché il gatto che passa davanti al rilevatore a questa altezza è assolutamente un allarme. Quindi attenzione a quello che vi raccontano. Pet immune, immunità ai piccoli animali, sì, ma sempre con i dovuti accorgimenti. Anche per il video di oggi è tutto. Spero di averti dato degli spunti interessanti su cui riflettere. Ringrazio tutti coloro che si iscrivono al canale. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti, spunta la campanella per non perderti gli aggiornamenti che andrò a pubblicare in futuro. Noi ci vediamo nei prossimi video. Rimani collegato. Ciao!